Prova, sa. L'estate è passata rapidamente, ormai è tempo di futsal, si riaccendono i riflettori sulla Serie A femminile. Il nuovo Futsal Bitonto targato Dino Guarino accoglie la kick-off qui al Pala Panzini di Giovinazzo per la prima giornata della stagione 25-26. Appassionati di futsal, un saluto da Cesare Spinelli, siamo pronti per vivere questi 40 minuti che saranno veramente incandescenti, così come il clima al di fuori del Pala Panzini. Pensate un po', 35 gradi all'esterno. Nonostante siamo ormai a settembre inoltrato, l'estate non vuole finire qui in Puglia. Andiamo a leggere subito le formazioni. Formazione mister Guarino. Le 12 convocate per quest'oggi: Ghilardi, Nicoletti, Diana, Cenedese, Lusileia, Brunigna, Coda, Buchicchio, Abbadessa, Greco, Di Vincenzo e Torma. La kick-off di Riccardo Russo che schiera Discaro, Coppari, Manieri, Gabri, Borges, Pepe, Teani, Bovo, Teani, Elena, Baldassarri, Sesti e Donadoni. Posticipo questo della prima giornata insieme a quello di Occasa Falconara contro Audace Verona. Si sono giocate ieri CMB Cagliari 5-1, la Lazio che invece è andata a vincere quella di Montesilvano per 7-0. Alle ore 16 invece di quest'oggi il derby pugliese tra Molfetta e Soccer Altamura, terminato 2-2. E poi la Women Roma che ha vinto 2-1 tra le mura di casa contro la Tiki Taka Francavilla. Adesso le rituali foto prepartita e poi potrà iniziare ufficialmente il campionato di Bitonto e kick-off. Un'estate movimentata in casa Bitonto, tanti cambiamenti, un nuovo corso. La società ha deciso di ripartire da Dino Guarino, allenatore che nel futsal pugliese si è fatto conoscere lo scorso anno in quel di Taranto, però tante esperienze tra Cassano, Capurso, San Michele nel maschile, e ritorna nella sua città d'origine Bitonto, abbracciando questo progetto importante. Oggi dirigono il match il signor Prisco da Lecce, Daddato da Barletta, al crono Giannelli da Bari. Discreta affluenza qui al Pala Panzini, nonostante la formazione pugliese si ritrova a dover giocare praticamente sempre in trasferta. Può contare sul proprio pubblico. Un minuto di silenzio e poi inizierà il match. Dunque si schierano i due quintetti. Bitonto che attacca dalla vostra destra verso sinistra, viceversa la kick-off. Tutto pronto, manca soltanto il fischio d'inizio. Inizierà il campionato delle pugliesi, 2 volte campionesse d'Italia. Capitan Lusileia
che va a toccare il primo pallone di questo campionato. Partiti, inizia ufficialmente Bitonto kick-off, Grieco gestisce la sfera, subito lo scambio per la compagna in avanti, nuovamente per Lusileia, fa da sponda per Diana, fatica un po' qui ad avanzare, riesce a recuperare alla kick-off ma recupera Cenedese, subito lo scambio sulla destra, ancora Cenedese, semplice per Diana. Giro palla della formazione di mister Guarino. Adesso di prima cerca per Lusileia qui Cenedese, non va a buon fine lo scambio della numero 8, palla al lato laterale a favore di Borges, Bruna Borges, classe 92, uno degli elementi di spicco del roster di mister Russo. Lusileia, retropassaggio subito per Diana, la ricerca della compagna, ecco Cenedese, arriva lo scambio per Grieco, però posizione avanzata rispetto alla traiettoria del passaggio, conquista il laterale all'altezza della metà campo, la formazione ospite originaria di San Donato Milanese. Arriva intanto la chiusura da parte della solida Cenedese, laterale ancora per il Bitonto, scusate, per la kick-off con Gabri, retropassaggio per Borges, Coppari combatte qui con Rico, ancora Bitonto che riesce a recuperare con Cenedese, battaglia ancora Greco, Cenedese la gira per Lusileia, Cenedese in avanti la formazione di casa, attenzione a Cenedese, Lusileia supera qui Gabri, non riesce a proseguire, comunque applausi da parte del pubblico di casa. Dunque riparte la kick-off dalla propria metà campo, giro palla adesso di Coppari sulla sinistra, ancora la numero 8, Borges intercetta Diana, rischia tantissimo la kick-off, riesce a rimediare in qualche modo Gabri, palla al lato, ci sarà laterale per le ragazze di Guarino. Passato il primo minuto e mezzo questo match, Diana, retropassaggio lì dalle retrovie che però non va a buon fine, ci ha provato direttamente Lilla Torma che però calcia sopra la traversa, non impensierisce più del dovuto qui Pepe, dunque può ripartire Diana, retropassaggio ancora Torma, Diana, lo scambio sulla destra dalle parti di Cenedese, rischia un po' pressing da parte delle avversarie, ci sarà laterale. Dunque Borges, lo scambio subito per Gabri che calcia sul primo palo, arriva Torma in chiusura e dunque ci sarà calcio d'angolo, il primo di questo match a favore delle ospiti. Capitan Arianna Bovo alla battuta, lo scambio per Gabri in chiusura, Lusileia nuovamente laterale, attenzione qui altra conclusione deviata e dovrebbe esserci nuovamente corner, questa volta alla sinistra di Torma. Bovo mette nella mischia, ci arriva direttamente Torma e dunque può ripartire in contropiede la formazione di casa. Lusileia, lo scambio per Diana che però perde l'attimo, arriva alla chiusura poi da parte di Coppari e ci sarà laterale. Palla nella mischia, ci prova di testa e arriva un super gol da parte di Diana, 1-0, il primo gol di questa stagione 25-26 per il Bitonto. Esplode di gioia il Palapansini. E dunque 1-0, Guizzo in aria, poi il colpo di testa che va a superare
la difesa lombarda. 1-0 per le ragazze di Guarino. Dunque Torma, palla in avanti, riesce a fare la sua Lusileia, retropassaggio per Cenedese, ancora Cenedese, retropassaggio semplice per Diana, ancora Lusileia, nuovamente Diana sulla destra per Cenedese, Lusileia costretta al retropassaggio, non c'è margine. In avanti Greco, attenzione Lusileia, s'accentra, calcia, arriva la deviazione da parte del vice capitano Ludovica Coppari, palla fuori. Ci sarà laterale sempre per le pugliesi. Per Greco, la riesce a recuperare in qualche modo la kick-off, poi rimbalza fortunosamente per la formazione di casa e dunque Diana gestisce il possesso. Retropassaggio per Cenedese, subito sulla sinistra per Greco. Deve superare l'avversaria Bovio, qui poi riesce a neutralizzare la manovra in qualche modo la kick-off, che adesso riparte lì sulla banda sinistra, recupera subito la formazione di Lusileia che adesso tenta lo scambio lì sulla destra, non ci arriva Cenedese per un pelo. Comunque applausi, i due cambi, entrano Brunigna e la numero 3 Greta Ghilardi per mister Guarino. Prime sostituzioni anche dalle parti di mister Russo, entra Baldassarri, Ghilardi, lo scambio per Brunigna, subito sulla destra Diana in avanti alla ricerca di Lusileia, sull'asse Diana Lusileia, arriva il 2-0 del Bitonto, esplode di gioia nuovamente il pubblico neroverde. Inizia col piglio giusto la formazione pugliese, 2-0, sorpresa per la seconda volta la difesa della kick-off, questa volta lo spunto è di Diana che ha servito Lusileia, la quale in scioltezza è riuscita a sua volta a piazzarla e a gonfiare la rete. Adesso gestisce sempre la formazione di casa con Ghilardi, rischia un po' qui con Coppari che ci ha messo il piede, poi palla che rotola dalle retrovie, dalle parti di Torma. Dunque Bitonto che gestisce adesso nuovamente in avanti, Lusileia prende campo, Nicoletti deve calciare, perde l'attimo, ci arriva Pepe. Dunque kick-off in avanti, Bovo, Baldassarri, ancora Bovo, riesce a intercettarlo a Ghilardi, poi palla che scorre via e arriva dalle parti di Pepe. Gestisce dunque la formazione ospite sotto di 2 reti. Coppari, scambio per Bovo, ancora Baldassarri, subito per Borges, tenta di proseguire, arriva alla chiusura da parte di Brunigna. Ancora il capitano sulla kick-off, Baldassarri ci prova, palla sopra la traversa e nel frattempo viene chiamato un time out, il primo di questo match.
terminati i primi 60 secondi di time out di questo match. Per chi si fosse collegato da poco, il parziale qui al Palapansini di Giovinazzo è Bitonto 2, Kickoff 0. I gol di Diana e Lusileia decidono il match fino a questo momento. Ottimo approccio alla gara da parte delle ragazze di mister Dino Guarino. Nel frattempo arrivano aggiornamenti anche dal match tra Ocasa Falconara e Audace Verona. 1-0 il parziale. Ricordiamo che tutte le altre gare si sono già giocate. Bitonto Kickoff e Ocasa Falconara Audace Verona sono due posticipi di questa prima giornata, che di certo non si è risparmiata in quanto a risultati interessanti. Sicuramente sarà un'edizione 25-26 della Serie A femminile di futsal molto avvincente. Vedremo a lungo termine come andrà a finire. Attenzione intanto, conclusione di Brunigna che però viene deviata, secondo il direttore di gara, dalla numero 6 di casa Nicoletti. Dunque può ripartire la kickoff. Prende campo Baldassarri, lo scambio qui per Teani, tenta di proseguire qui nuovamente Baldassarri, non ce la fa, se la porta fuori dal rettangolo. Frattempo dato che va a colloquio con Baldassarri, nulla di che, si riparte subito con il match. Cenedese arriva pronta ad intervenire qui Coppari, dunque si riparte con Torma, semplice lo scambio nuovamente per Cenedese. Ghirardi, retropassaggio per Cenedese, tenta il triangolo qui con Brunigna, però viene frenata Cenedese nella sua avanzata, dunque recupera il possesso la kickoff. Coppari, lo scambio nuovamente per Borges, ancora Teani, combatte Ghilardi, palla che viene respinta e poi arriva dalle parti di Pepe che la fa sua, palla in avanti, recupera nuovamente il Bitonto, prende campo Cenedese che però vuol servire lì sulla destra la compagna, ma Nicoletti era in posizione avanzata, dunque riparte subito il quintetto ospite quest'oggi del Palapansini. Arriva Coppari in chiusura e dunque Gabriela battuta, arriva a murare nuovamente la difesa bitontina, ci sarà laterale. Ci sono due palloni in campo, dunque Baldassarri caccia via uno dei due, battuto il laterale, arriva la chiusura da parte delle neroverdi, quest'oggi in casacca bianca. E dunque corner a favore delle lombarde, palla che viene messa lì per Gabri che calcia però fuori. Riparte dunque Lilla Torma, semplice lo scambio per Cenedese, in avanti per Brunigna che tenta di ricambiare, anticipata poi da Teani, palla che in qualche modo va a finire dalle parti di Ghilardi e dunque nuovamente il numero 3, retropassaggio per Torma, in avanti Torma, serve Ghilardi, attenzione c'è spazio per far bene, riesce a neutralizzare la formazione ospite che adesso riparte con Teani, attenzione qui chiusura da parte di Ghilardi, riparte Torma però ha casciato a terra Gabri e dunque palla che viene messa fuori, richiesto l'intervento dello staff medico della kickoff. Entra anche il medico di Casa Bitonto per sincerarsi delle condizioni della numero 11 di Casa Kickoff. Dunque gioco fermo quando siamo a 11:44 dal termine di questo primo tempo.
2-0. Al terzo minuto sblocca le marcature Diana, prima rete di questa nuova stagione per il Bitonto. E poi Capitan Lusileia 2 minuti dopo ci pensa lei a trovare il raddoppio. Vedremo se sarà nelle condizioni di continuare a giocare Gabri, adesso aiutata da Baldassarri e delle avversarie a rialzarsi. Gli applausi del Palapansini, non ce la fa continuare almeno per il momento, vedremo se rientrerà in seguito. Al suo posto rientra capitana Arianna Bovo. Torma, serve Grieco, gestisce la sfera Cenedese in chiusura, a dir di no Bovo, e dunque ci sarà laterale a favore delle ragazze bitontine. Diana la battuta. Torma prende campo l'estremo difensore, attenzione qui a Ghilardi che c'era arrivata però non riesce a coordinarsi per andare a sorprendere nuovamente Pepe. Gli applausi della tifoseria locale. Riparte la kick-off. Baldassarri, ancora Baldassarri, arriva in supporto Bovo, poi c'è Borges, Baldassarri, Grieco non riesce a recuperarla ma ci pensa in qualche modo Ghilardi dopo lo scambio con Cenedese. Vuol ripartire Cenedese, anticipata poi dall'intervento di Borges. Un po' di confusione in questa fase, alla fine palla che termina fuori a favore delle ospiti. Palla adesso in avanti, riesce a superare Diana, qui in avanti ancora Bovo. Arriva in supporto di Diana Cenedese, palla al lato a favore della kick-off. Palla per Baldassarri, sbaglia tutto la numero 22, si riparte da Torma. Diana, rientra Lusileia, nel frattempo intercetta, qui Borges prende campo, attenzione, kick-off in avanti, Baldassarri riesce poi a sua volta a neutralizzare Ghilardi, il retropassaggio per Grieco, in avanti per Diana, la ricerca di Lusileia, intercetta Borges, il retropassaggio, si riparte da Pepe. Baldassarri, tanta intensità in questi primi minuti della stagione 25-26 per Bitonto kick-off. Adesso c'è più equilibrio rispetto ai primi 5 minuti in cui non a caso la formazione di casa è riuscita a trovare il raddoppio. Attenzione qui a Diana che intercetta la sfera, rischia un po', poi costretta a cacciarla fuori. Laterale a favore della kick-off. Baldassarri, scambio subito per Borges, la gira per Teani, di prima nuovamente per Baldassarri. Bovo, retropassaggio dalle parti di Pepe, ancora Bovo, Grieco in pressing, ci mette il piede, non riesce a gestirla, laterale. Bovo ancora per Borges, Baldassarri qui con Bovo, cercano di uscire dal pressing avversario, recupera la sfera il Bitonto. Diana,
Arriva lo scambio per Lusileia, retropassaggio subito per Ghilardi. Entra nella metà campo avversaria, riesce nel triangolo, insiste ancora Ghilardi, Ghilardi prende campo, Ghilardi poi all'ultimo riesce a sventare il pericolo Teani e poi Baldassarri, palla al lato, applausi di incoraggiamento da parte della tifoseria pugliese. Diana batte questo laterale, cerca lo scambio ma arriva ad intercettare la sfera in qualche modo la Kickoff, che vuole ripartire su iniziativa di Coppari. Arriva la chiusura da parte di Diana, dunque Teani ancora, Coppari di testa, sbaglia tutto. Ci riparte qui la formazione di casa, in avanti al numero 20 Grico, che però non riesce a proseguire e Borghese ne approfitta. Coppari arriva in suo supporto Teani, retropassaggio, si arriva dalle parti di Borghese, Teani nuovamente, poi sbaglia a calibrare qui per Coppari, un po' spinta dalla fretta, e giova il Bitonto che recupera questo laterale, battuto rapidamente Grieco. Nicoletti tenta di mettere in avanti adesso il Bitonto alla ricerca di Capitan Lusileia, riesce a neutralizzare in qualche modo la Kickoff e dunque nuovamente Kickoff alla gestione della sfera. In chiusura ci arriva Grieco e dunque laterale, ultimo tocco da parte di Borghese. 7:52 al termine di questo primo tempo, 2-0 per la squadra di casa. Attenzione qui Lusileia, calcia Lusileia, si impone Pepe, calcio d'angolo. Palla nella mischia, arriva la conclusione, cannonata da parte qui di Grieco, ma arriva ad imporsi Pepe, o meglio palla che colpisce l'esterno della rete e termina fuori, dunque riparte Pepe. Ma non dà seguito alla manovra e dunque laterale per le neroverdi. Grieco, retropassaggio per Nicoletti, vuol proseguire, ce la fa adesso Diana, prende campo, chiusura di Teani. Laterale, la numero 7, autrice del primo gol di questa stagione. Adesso effettua il retropassaggio per Torma, in avanti Torma, anticipata da Pepe qui Lusileia. Questo giro non ce la fa la numero 10 di Casa Bitonto e dunque Bovo. Coppari, ancora Bovo, avanza Bovo, riesce nello scambio, c'è Coppari, attenzione, difesa spiazzata, super parata di Torma, grandissimo intervento da parte della numero 23. Occhio alla Kickoff, in questa circostanza si è resa veramente insidiosa, ma la prodezza da parte di Torma ha salvato la formazione di casa, ma non è ancora finita. Attenzione in avanti Bovo, battaglia qui con Cenedese che riesce in extremis a recuperare la sfera e a cacciarla via. Nel frattempo c'è time out chiamato da mister Russo.
Dunque termina qui il secondo ed ultimo time out di questo primo tempo. Ricordiamo il parziale, sempre fermo sul 2-0 qui al Palla Panzini di Giovinazzo. Borges arriva qui a calciare, ma la chiusura della difesa del Bitonto non è ancora finita. Nuovamente palla respinta e termina al lato laterale con Cenedesi alla battuta. Retropassaggio per Torma, in avanti alla ricerca della compagna, si battaglia per la sfera, la vince Cenedese, ancora Cenedese, non c'è spazio e va per vie semplici Nicoletti, poi vuol proseguire lì sulla banda sinistra Brunigna, chiusura da parte di Coppari, recupera Brunigna, attenzione qui per Lusileia, tu per tu col portiere, nuovamente Brunigna, poi la chiusura in extremis. Cosa si è mangiato il Bitonto in questa circostanza? E dunque riparte la formazione ospite, prende campo adesso sulla banda sinistra, non dà seguito Bruna Borges e si riparte con Torma. Cenedese rischia, o meglio tentenna in questa fase. Brunigna però si ripartirà da questo laterale a favore delle locali. Ultimo tocco da parte della kick-off. Dunque Nicoletti, giro palla, si va nuovamente da Nicoletti, si riparte da Torma. Nicoletti in avanti per Brunigna che non riesce a farla sua. Capitan Bovo adesso alla battuta di questo laterale. 5:30 al duplice fischio che andrà a decretare la fine di questo primo tempo. Cenedese, Brunigna, Cenedese ancora, riesce nello scambio per Lusileia, poi non è in grado il capitano di Casa Bitonto a rispedire al mittente. Dunque laterale battuto rapidamente dalla kick-off, in pressing a sua volta Cenedese, subito laterale ancora una volta a favore delle ospiti. Pipe, Coppari, battaglia in questa fase qui Lusileia, poi palla in avanti, ci arriva soltanto Torma, vuole proseguire nuovamente Cenedese, non riesce a servire Lusileia. Dunque altri movimenti lì in panchina, rientrano Ghilardi e Diana. Coppari in avanti Lusileia, attenzione, rischia un po' la chiusura dalla numero 8 allenata da mister Russo. Diana la battuta, arriva la conclusione di Ghilardi, respinge la difesa della kick-off. Borges si va a trovare al momento giusto, nel posto giusto, ma ancora Bitonto in gestione della sfera. Diana cerca di servire Brunigna, anticipata però dall'intervento di Pepe che esce dall'area piccola. Nel frattempo sbaglia tutto qui il Bitonto, ne può approfittare Borges, in avanti la numero 12 che tenta lo scambio per Baldassarri ma viene anticipata dalla chiusura di Ghilardi. Se la sarebbe vista brutta in questa circostanza Torma. Praticamente Baldassarri si sarebbe ritrovata a tu per tu con la numero 23. Dunque si riparte da questo laterale. Calcia Baldassarri, sporca la conclusione la difesa pugliese.
del laterale, c'è la conclusione di Borges, ancora intervento provvidenziale da parte di Lilla Torma e nuovamente calcio d'angolo. Grande reattività e ancora una volta si impone Torma, seconda parata consecutiva. Attenzione però da Greco, a margine per proseguire, Greco prende campo, alla fine riesce a recuperarla in qualche modo la kick-off. La chiusura a sua volta da parte di Ghilardi. Adesso la formazione ospite che gestisce la sfera. Borges, Bovo ancora numero 8. Bovo sbaglia qui Baldassarri che non riesce a gestire la sfera in ricezione, dunque ne giova il Bitonto con questo laterale. Ghilardi palla in avanti nuovamente alla ricerca di Ghilardi, la chiusura parte di Coppari. 3 minuti e 3 secondi per l'esattezza alla fine del primo tempo. Grieco in avanti, Diana alla ricerca qui della compagna. Alexandra Di Vincenzo è entrata poco fa in campo. Calcia Coppari, arriva poi la chiusura nuovamente da parte di Torma. Borges alla battuta. Arriva la prima, poi la seconda deviazione da parte del Bitonto che riesce a ripristinare il possesso, neutralizzando la kick-off. Non riesce poi a proseguire in questa fase la formazione di mister Guarino. Palla al lato, fuori dal rettangolo di gioco. Ludovica Coppari alla battuta. Dunque kick-off che gestisce la sfera mentre ci avviciniamo sempre più all'intervallo. Vuole proseguire qui Gabri, ma riesce Ghilardi a recuperarla. Attenzione Greco, contropiede del Bitonto, insiste ancora Ghilardi, mura Baldassarri, c'è Diana, Ghilardi, ancora Diana, Ghilardi, retropassaggio per Torma che caccia direttamente dalle parti di Pepe, la mette a terra e si riparte con la kick-off che vuole proseguire lì sulla banda sinistra ma non ce la fa. Sfera che viene recuperata nuovamente dal numero 23 di Casa Bitonto. Attenzione qui, Greco mette a terra la sfera, Greco, calcia Greco, respinge Gabri e c'è il corner a favore della formazione di Casa. Si fa sentire il pubblico nero-verde. Calcia Diana, palla che rimbalza male e dunque non c'entra lo specchio della porta. Si ripartirà da Pepe. Invece no, laterale, sempre a favore della kick-off. Gabri alla battuta, semplice lo scambio per Pepe, rischia tanto la difesa ospite ma riesce a rimediare in qualche modo. Dunque Gabri in avanti sulla destra, Alexandra Di Vincenzo la fa sua. Attenzione qui a Greco che però viene strattonata, si lamenta la calcettista con la casacca numero 20. Si continua a giocare, ci mette il piede proprio Greco e dunque ci arriva Diana. Greco supera in un primo momento Baldassarri, cartellino giallo per Baldassarri, ritenuta
irregolare da parte del direttore di gara. Dunque Diana riparte per il Bitonto. Grieco, lo scambio ancora una volta per la compagna, si gestisce la sfera nella propria metà campo. Bitonto che sta gestendo questo vantaggio di 2-0. Nel frattempo rientra Susanna Nicoletti. Attenzione qui, disattenzione con Diana che recupera la sfera, poi prova a calciare, arriva a rimediare Gabri, non è finita perché gestisce ancora il Bitonto. E dunque Greco. Nicoletti per Diana. Cenedese. Diana riesce a recuperare la kick-off, combatte qui Borges, deve fare i conti con Nicoletti, palla che termina al lato. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Teani, palla dalle parti di Torma che la fa sua senza troppi problemi. Dunque sulla destra Nicoletti, semplice lo scambio. E finisce qui, era un secondo. Finisce dunque il primo tempo tra Bitonto e Kickoff, il risultato è 2-0. Diana e Lusileia decidono il match fino a questo momento. Ci vediamo tra poco per raccontarvi la seconda metà di questa prima giornata di Serie A femminile.
Siamo sempre qui in diretta dal Palapanzini di Giovinazzo. Terminato il primo tempo sul risultato di 2-0 per il Bitonto contro il kick-off. I gol di Diana e Lusileia decidono la gara fino a questo momento. Tutto pronto per l'inizio di questa seconda metà di gioco. Tutto sommato un primo tempo in cui la formazione di Mister Guarino ha meritato il vantaggio nella seconda metà di questa prima parte di gioco. Poi diciamo che il Bitonto si è limitato a gestire il vantaggio con un kick-off che si è resa pericoloso in più circostanze, ma ha trovato Lilla Torma in ottima forma, 2 o 3 parate importantissime, situazioni che avrebbero potuto cambiare il corso di questa gara. Come vedete si stanno parlando Bovo e le sue compagne. Partiti, inizia ufficialmente il secondo tempo. Coppari arriva in chiusura Lusileia, la botta poi di prima da parte di Capitan Bovo, respinge Torma e c'è il corner ovviamente in questo secondo tempo. Kick-off che attacca dalla vostra destra verso sinistra, viceversa il Bitonto. Gabri calcia, ancora pronto intervento di Torma. Palla nella mischia nuovamente, ci arriva al numero 23. Grandissima prestazione da parte di sua, attenzione in avanti, qui Greco prende capo, poi prova a calciare Lusileia, in 2 tempi la va su a Pepe. Borges, ancora Bovo, Coppari, ricambia Bovo che però non riesce a concludere al meglio. Torma la fa sua senza troppe problematiche e dunque Cenedese gestisce lo scambio per la compagna. Semplice Diana per Cenedese, una certezza nelle retrovie la numero 8 del Bitonto, che però in questa circostanza non riesce a servire al meglio Diana, un po' distratta forse, e dunque kick-off in avanti, cambia sponda lì sulla destra con Coppari che però non riesce a proseguire. Cenedese, Diana in avanti, adesso tutta la formazione di Mister Guarino. Torma la mette lunga, non ci arriva nessuno, rischia adesso la formazione di casa. Coppari che però perde palla, dunque può ripartire qui Cenedese, prende campo la numero 8, lo scambio sulla destra per Diana che calcia, pallone sporcato da Gabri, riesce a recuperarla poi la kick-off dopo la parata di Pepe. Riparte nuovamente la formazione lombarda, poi chiusura in laterale. Primo tempo tutto sommato molto corretto, soltanto un'ammonizione per Baldassarri, una trattenuta su Greco, ma al di là di quella circostanza match molto corretto, bello da vedere. Nel frattempo battuto rapidamente questo laterale, conclusione di Borges che termina al lato. La scorsa stagione Bitonto e Kick-off sono state protagoniste. Bitonto è arrivata terza con 55 punti, percorso verso lo scudetto che si è fermato in semifinale contro l'Ocasa Falconara. Poi invece Kick-off che è arrivata quinta, quota 41 punti, e ha dovuto salutare i playoff invece direttamente al primo turno ai quarti contro la Tiki-Taka Francavilla. Vedremo come andrà a finire quest'altra entusiasmante stagione, la Serie A femminile di futsal, un campionato notoriamente bello da vedere, da seguire. Nel frattempo arriva un'altra conclusione, questa volta però termina al lato da parte di Lusileia, potrà ripartire Pepe.
Pepe, rimessa dal fondo, cerca in qualche modo Borges, non ci arriva la numero 12, ne giova il Bitonto con Diana la battuta. Prima giornata che ha visto già giocarsi nella giornata di ieri, CMB Cagliari 5-1, Montesilvano Lazio 0-7, alle ore 16 il derby pugliese tra Molfetta e Soccer Altamura terminato in pareggio 2-2. Attenzione, intanto grande scambio qui per Grieco, che però viene anticipata dalla difesa lombarda. Calcio d'angolo perché c'è stato l'ultimo tocco da parte di Pepe, si lamenta l'estremo difensore ospite verso il signor Frisco da Lecce per la sua decisione. Dunque corner, Grieco la battuta, la mette subito per Cenedese, di prima in mezzo, intercetta Borges, in avanti Gabri, chiusura di Lusileia, calcio d'angolo. Attenzione, palla in mezzo, la aggancia Grieco, scambio semplice poi per Cenedese che per evitare che la palla terminasse fuori costretto a cacciarla via però in maniera imprudente, dunque il risultato è lo stesso, palla al lato laterale per la kick-off. Scorso anno kick-off che ha sempre vinto contro il Bitonto, l'andata tra le mura di casa 6-4 e qui in Puglia 6-3. Gestisce proprio la formazione originaria di San Donato Milanese, intercetta adesso il Bitonto con Cenedese che tenta lo scambio per Greco, anticipata dall'intervento da parte di Coppari. Dunque palla al lato, ci sarà corner, Cenedese alla battuta, palla per Diana che opta per indietreggiare, si va direttamente dalle parti di Torma che cerca di spedirla in avanti lì sulla banda sinistra alla ricerca di una delle sue compagne, nulla da fare. Baldassarri, Borges tenta il triangolo qui ma non riesce con Bovo che deve fare i conti con Cenedese, riesce a vincere in un secondo momento Bovo, battaglia nuovamente con Cenedese, palla al lato, esce adesso il numero 8, al suo posto rientra Greta Ghilardi, ci sarà corner. Bovo, palla nella mischia, intercetta qui la difesa bitontina, la caccia via di fatto Diana e si riparte nuovamente con la kick-off. Bovo in avanti, non c'è nessuno, ci arriva soltanto Torma. Diana sulla sinistra, retropassaggio con un po' di difficoltà ma ci arriva lo stesso la sfera. Adesso ottimo inserimento per Ghilardi, calcia Birardi, arriva l'intervento di Pepe che dice di no alla numero 3 allenata da mister Guarino. Laterale battuto rapidamente, ci provano nuovamente qui Ghilardi che però la va a mettere fuori. Coppari in avanti, palla che termina al lato, imprecisa qui alla ricerca di Baldassarri, ci ha provato di prima a servirla e dunque laterale battuto dal Bitonto. Vuole proseguire Diana con questo scambio che non va a buon fine, chiude Baldassarri, attenta a dire di no nuovamente con la pugliese. Dunque altro spunto interessante qui, attenzione a Brunigna che prosegue, chiusa la difesa della formazione ospite, recupera in qualche modo a sua volta Ghilardi, vince la sfera Baldassarri, c'è margine per un contropiede, Ghilardi dice che non si passa ma non è ancora finita, non si arrende Baldassarri, arriva Brunigna in suo supporto,
una fase molto confusa questa, la vince Bovo. Attenzione però, arriva il fischio dell'arbitro, laterale. Bitonto che in vista della seconda giornata andrà ad affrontare il primo derby di questa stagione contro la Soccer Altamura, neopromossa. La formazione biancorossa reduce del pareggio 2-2 in casa del Molfetta. Altra gara interessante. Nel frattempo Diana gestisce Brunigna, Nicoletti, ancora Brunigna, riesce ad uscirne in qualche modo il Bitonto. C'era un'ottima circostanza qui per Ghilardi, che per un pelo non ha ciuffato la sfera, si sarebbe ritrovata da sola a tu per tu con Pepe. Attenzione qui Nicoletti, vince la palla ma non riesce a proseguire. Nuovamente Borges, kick off in avanti, Diana tentenna, ci arriva la solita Torma e dunque vuole uscirne il Bitonto. Ghilardi, palla in avanti, arriva la chiusura da parte della kick off con Capitan Bovo, rischia sul pressing incessante della kick off, battuto rapidamente questo corner, respinge nuovamente la difesa del Bitonto e adesso nuovamente calcio d'angolo, calcio Baldassarri, palla al lato. Passati i primi 7 minuti di questo secondo tempo, sempre 2-0 il parziale. Prende campo Diana, cerca Nicoletti che arriva in ritardo e dunque palla fuori a favore di Pepe. Baldassarri sulla sinistra per Bovo, ancora Baldassarri, Teani, Bovo, non c'è margine, opta per Baldassarri nuovamente. Retropassaggio per Capitan Bovo, non riesce a superare Diana che riacciuffa la sfera a proprio favore. In avanti Nicoletti, anticipata poi da Baldassarri che non se ne fa sfuggire una. Dunque Teani prende campo, calcia, arriva la parata da parte di Torma, gli applausi del pubblico bitontino, anche quest'oggi giunto in massa in quel di Giovinazzo. Attenzione qui, rischia tanto, veramente tanto, Cenedese, che aveva di fatto perso il controllo della sfera. E dunque proprio la numero 8 a margine adesso per ripartire in contropiede, deve fare i conti con Bovo, conquista il laterale. Ghilardi, Nicoletti, ancora Cenedese. Serve lì sulla sinistra Ghilardi, giro palla del Bitonto, Nicoletti deve superare l'avversaria, non ce la fa, vince Coppari. Attenzione, il triangolo riesce, Coppari, calcia Coppari, arriva l'intervento da parte di Torma, poi palla che termina fuori. Non c'è nessuno lì sulla sinistra, applausi da parte della tifoseria di casa che riconosce il momento di difficoltà. Kickoff che sta spingendo sempre di più per rientrare in partita. Adesso il vice capitano Ludovica Coppari, la battuta di questo laterale. Baldassarri di prima lungolinea riesce a effettuare il retropassaggio. Teani per Coppari, arriva la chiusura da parte del Bitonto, nuovamente laterale. Baldassarri invece no, opta lì in avanti per Gabri, spazza via la difesa di casa, in parte Pepe, la mette a terra, poi Cenedese prende campo, non riesce a proseguire, strappa la sfera. Qui Gabri che vuole ripartire in contropiede a sua volta qui su Ghilardi. Direttore di gara a colloquio con Cenedese, si riparte subito.
taglia Lusileia e nel frattempo c'è time out chiamato a questo giro da mister Guarino, primo time out di questo secondo tempo. Il fischio dell'arbitro che va a decretare la fine di questo time out. Sempre 2-0 qui al Pala Panzini. Nel frattempo tra Ocasa Falconara e Audace Verona il parziale 3-0. Si riparte subito con il Bitonto in gestione. Cenedese, palla in avanti alla ricerca di Lusileia, palla che rimbalza da una sponda all'altra, riesce a vincerla Lusileia, palla sul secondo, per un pelo non ci arriva la compagna qui. Comunque bella l'intenzione da parte di Lusileia, c'era Grieco che non ci è arrivata per un pelo. Dunque Gabri in avanti per Coppari, ancora Gabri in avanti, Gabri, non c'è nessuna delle sue. Torma ovviamente lascia scorrere sul fondo. Dunque palla in avanti per Lusileia, ultimo tocco da parte di Gabri che anticipa il capitano di Casa Bitonto. Cenedese, tunnel ai danni di Borges ma non riesce a proseguire, poi Greco respinge. Possesso che riparte, che ritorna nuovamente dalle parti della kick-off. Battagliano le due squadre per la sfera. Vince Lusileia. Attenzione ancora qui. È stata atterrata Cenedese, calcio di punizione. Rientra Capitan Bovo per la kick-off. Si parlano le ragazze allenate da mister Guarino. Si schierano a loro volta. Ghilardi alla battuta. 10:23 al triplice fischio. Tranne Ghilardi e Grieco, tutti nell'area piccola. Difesa da Pepe. Attenzione, arriva la conclusione da parte di Lusileia che termina al lato lì sulla sinistra di Pepe, la quale può ripartire adesso dal fondo. Teani, scambio dalle parti della numero 11 Gabri in avanti. Gabri, attenzione, prende campo la kick-off, deve battagliare con Lusileia, vince il laterale il capitano di Casa Bitonto. Chiede la distanza, dunque battuto il laterale e adesso c'è margine per andare avanti. Attenzione al retropassaggio. Cenedese, Lusileia, Cenedese di prima ancora per Lusileia e dunque Ghilardi, Cenedese, Ghilardi prende campo, la mette in mezzo per Lusileia, tu per tu col portiere, calcia Lusileia, super intervento di Pepe, ci sarà corner. La carica del Pala Panzini, calcio d'angolo per la formazione pugliese. Grieco alla battuta,
Palla in mezzo, riesce a intercettare Borges, dunque si riparte in contropiede con Teani, la vince Cenedese senza commettere fallo. Attenzione, 3 contro 2, calcia qui Greco, intervento ancora di Pepe. Gioco fermo perché è a terra un atleta di casa kick-off, richiesto da parte del direttore di gara intervento dello staff medico. Sembra accusare qualche problema lì all'altezza del ginocchio. Dunque gioco fermo. Ripetiamo magari per chi si fosse collegato da poco, il parziale qui al Pala Panzini è 2-0, primo tempo che ha visto nell'arco dei primi 5 minuti il Bitonto trovare le 2 reti che stanno decidendo la gara. Al terzo minuto, prima rete di questa Serie A 25-26 per la formazione bitontina, messa a segno da Diana. 2 minuti dopo, sull'asse Diana Lusileia arriva il 2-0. Nel frattempo il medico chiama la barella, non riesce a rialzarsi qui dovrebbe essere Teani, sì. Gli applausi di tutto il palazzetto per Valentina Teani, classe 2004, giovane talento di casa Kickoff. Siamo al giro di boa di questo secondo tempo, 9:27 per l'esattezza al triplice fischio. Si riparte da questo corner, c'è Ghilardi! Cosa ha fatto Greta Ghilardi su calcio d'angolo? Un bolide partito dalla distanza che va a perforare la porta di Pepe lì sulla sua sinistra. La gioia della tifoseria pugliese, 3-0, Ghilardi rianima la gara, gol pesante in un momento di equilibrio, tanto Cenedese allontana qui la palla, ci arriva direttamente Pepe in avanti, la kick-off respinge di testa sempre Cenedese, una certezza lì nelle retrovie. La classe 89, calcettista di grande esperienza, fondamentale per la squadra allenata da mister Guarino. E dunque Russo opta per il quinto. Borges, Baldassarri, Bovo. Attenzione, quinto schierato dalla formazione lombarda. Bovo calcia, sbaglia tutto. Ovviamente mister Russo che sotto di 3 reti tenta una mossa disperata, se così la vogliamo definire, ma
8 minuti nel futsal sono un'eternità, dunque vi invitiamo a rimanere collegati perché ci sarà tanto da raccontare. Nicoletti la gira subito per Torma, in avanti il portiere, poi il colpo di testa che però viene recuperato da Pepe. Sono lunghe le due squadre, ne approfitta la kick-off, palla sul secondo palo e arriva il gol di Baldassarri. 3-1, accorcia le distanze la formazione di Capitan Bovo. Diana, Cenedese, Nicoletti ancora per Cenedese, sbaglia nello scambio, ne approfitta la kick-off, vuole rimediare in qualche modo Nicoletti, la spedisce fuori qui l'estremo difensore Pepe. Battuto rapidamente questo laterale, in avanti Cenedese, riesce invece no a tenerla in campo, per un pelo arriva in ritardo Cenedese, ne giova la kick-off. Baldassarri, scambio per Borges, retropassaggio per Pepe, invece la vuol prendere Gabri. Esce Pepe, rientra Capitan Bovo come quinto. Riesce a recuperarla qui Brunigna che calcia la rinfusa, approfittando della porta sguarnita. Palla al lato, si riparte in avanti con la kick-off. C'è da soffrire per il Bitonto. Bovo, Baldassarri, Coppari, Borges, Bovo. Arriva la chiusura, ma ancora in gestione la kick-off. Baldassarri sulla destra per Gabri. Ancora Gabri, supera in un primo momento Brunigna, poi però arriva la chiusura comunque da parte del Bitonto. 6:37 al triplice fischio. Borges, Bovo, calcia Bovo, arriva a murare Cenedese, non è ancora finita, palla in campo. Bovo, calcia Bovo, ci arriva Diana, lascia scorrere dalle parti di Torma che vuol calciare, attenzione però, qualcuno reclama un fallo da parte della numero 11 Gabri ai danni di Torma che stava per calciare verso la porta avversaria. In avanti questo laterale da parte di Brunigna, la chiusura poi da parte della difesa, la kick-off, comunque sia laterale a favore delle pugliesi. Cenedese, triangolo ben riuscito, avanti Cenedese, attenzione, poi lo scambio, sbaglia a calibrare quel passaggio per Brunigna, ma c'è stata una deviazione, quindi laterale battuto rapidamente dalla numero 11 e dunque nuovamente dalle parti di Cenedese. Diana per Cenedese, Cenedese, retropassaggio, atterrata Cenedese che reclama un fallo, si continua a giocare, palla in avanti, attenzione Nicoletti, calcia Nicoletti, respinge Pepe, c'è corner. In avanti il Bitonto, c'era lì quasi a prendere la Borges, palla che poi rotola comunque dalle parti di Torma. Occhio perché era una circostanza potenzialmente pericolosa per la difesa di casa. In avanti la kick-off nuovamente con Bovo da quinto. Coppari, ancora Bovo in mezzo, arriva poi la chiusura di Nicoletti che anticipa questa circostanza a Gabri. Prende campo Bovo sulla sinistra per Coppari, in mezzo giro palla della kick-off, ancora Bovo, Baldassarri, Gabri,
s'accentra Gabri, calcia Gabri, respinge Torma, poi arriva la conclusione che termina all'esterno della rete. Si riparte con Ghilardi appena rientrato in campo per il Bitonto. Lusileia, Ghilardi subito per Diana, attenzione qui a Lusileia, 4-1 quando mancano 4:29 alla sirena che andrà a decretare la fine di questa partita. Gol altrettanto pesante, si prende tutta la squadra sulle sue spalle. E dunque 4-1 e subito time out chiamato da mister Russo. Rimanete con noi. (4:29) al termine di Bitonto Kickoff, il parziale qui al Palapanzini è 4-1. Quinto uomo schierato da mister Russo per tentare l'ultimo assalto per rientrare in partita. Il gol di Lusileia arriva in un momento delicatissimo, vedremo come andrà a finire questo match. Borges tenta di proseguire, arriva alla chiusura da parte di Ghilardi. Coppari, Bovo la mette sul secondo, ci arriva Borges, dietro passaggio, poi la conclusione, ci arriva Torma, attenzione, deve rientrare tra i pali Bovo, palla in avanti per Lusileia, giro palla del Bitonto, sbaglia poi qui Diana per Ghilardi, o meglio non ci arriva la numero 3. Si riparte ancora con Capitan Arianna Bovo in avanti. Coppari, palla in avanti, attenzione alla porta sguarnita Lusileia, arriva in ritardo Pepe, Lusileia firma il 5-1 e va ad ipotecare questa partita, i 3 punti per il Bitonto di mister Guarino. In avanti Baldassarri, la chiusura di Lusileia. Tre reti messe a segno quest'oggi, capitano trascinatrice di questo Bitonto. Attenzione qui Lusileia, recupera la sfera, porta sguarnita ancora una volta, Lusileia non finisce mai, Lusileia show al Palapanzini, 6-1, 2:54 al triplice fischio. Dunque Russo che opta per far rientrare Pepe tra i pali, vuol
avanzare lì sulla banda sinistra Borges, arriva la chiusura di Diana, battaglia qui Donadoni, la vince Ghilardi, attenzione ancora contropiede, la palla qui sul secondo palo, respinge Pepe, non ancora finita, si riparte dalla ritrovia. Lusileia, Ghilardi, Torma, recupera Borges, Baldassarri subito per Borges, Baldassarri ancora, Donadoni, Baldassarri in avanti alla ricerca del contropiede, qui non va a buon fine, ne giova Brunigna e dunque retropassaggio per Ghilardi che vuole mettere la linea avanti, non c'è nessuna delle sue, ma ora c'è soltanto da gestire questo 6-1 per il Bitonto. Esordio importante quello di mister Guarino sulla panchina del Bitonto. Non era una partita facile la vigilia, la formazione pugliese che è stata in grado di capitalizzare soprattutto negli ultimi minuti con Lusileia. Tanto il palo da parte di Grieco, laterale, si riparte con Donadoni, poi cerca lo scambio sulla destra alla ricerca della compagna, c'è il laterale comunque perché c'è stata una deviazione da parte del Bitonto, avanza la kick-off. Borges, palla in avanti, kick-off ancora in avanti appunto per cercare quantomeno di accorciare un passivo che comunque a giudicare 40 minuti un po' bugiardo, ma Bitonto che si sta imponendo. Il futsal sappiamo bene che è uno sport imprevedibile e pazzo sotto questo punto di vista. Decisiva la scelta del quinto da parte di mister Russo, voleva spingere di più, sappiamo bene che è un'arma a doppio taglio, ne ha approfittato il Bitonto, Lusileia che ne ha messi a segno 3 nel giro di 3 minuti e ha praticamente chiuso i giochi quando la formazione lombarda sembrava spingere sempre di più dalle parti di Torma. Abbadessa, Alexandra Di Vincenzo, palla in avanti, intercetta Donadoni, Abbadessa si gira tutto sulla sinistra con Abbadessa che adesso recupera sulla destra, attenzione Greco, manca sempre meno e arriva il suono della sirena, il triplice fischio, inizia al meglio il cammino del Bitonto di mister Guarino, un sontuoso 6-1 sulla kick-off, inaugura il campionato di Serie A femminile qui al Pala Panzini. Al terzo minuto sblocca le marcature Diana, 2 minuti dopo sull'asse Diana Lusileia arriva il 2-0, termina il primo tempo sul risultato di 2-0 appunto. Poi seconda metà di gioco che ha visto la kick-off spingere sempre di più e negli ultimi 10 minuti Bitonto che cinico non ha risparmiato le occasioni che ha avuto. Festeggia il pubblico di casa e noi vi diamo appuntamento ai prossimi match del futsal nazionale. Bitonto che la prossima giornata andrà ad affrontare la Soccer Altamura.